Amici bellini, allora, visto che uno aspetta sempre, avrei dovuto aspettare ancora di più perché mi aspetto delle smentite, vediamo se arriveranno, non lo so, però volevo fare un attimo un riassunto perché c'è questo caso Anghissà che non si capisce e poi, visto che si parla della multiproprietà, dei ricorsi, eccetera, eccetera, mi sono chiesto, ma quanto vale il Napoli? Cominciamo. Allora, benvenuto Matteo Telesco, iscrivetevi al canale se vi fanno piacere certi approfondimenti che non sempre si trovano altrove. Per esempio, voi potete lasciare un like e dice ma mi è piaciuta questa cosa che hai fatto, sono completamente in disaccordo, per esempio potrebbe essere, perché quando si parla di valutazioni dei giocatori noi dobbiamo stare attenti, non possiamo liquidare. Sì, su Transfermarkt sta scritto che ma un attimo, siamo sicuri poi nel valore effettivo, e quindi dobbiamo fare una serie di approfondimenti. Io mi metto già in un ambrabam tattico, vedete, perché mi sposto un pochino di qua c'è un po' il valore del Napoli, che complessivamente viene considerato 465 milioni, però dobbiamo pure andare a vedere, perché se facciamo la somma qua in mezzo ci stanno 7 milioni di Toanzepe e non è possibile, non può mai essere. Quindi mettiamo un attimo, perché per esempio di Anghissà si parla 30 milioni come valore e potrebbe anche starci. Il Napoli lo ha riscattato a 15, questi erano gli accordi così, perché era comunque magari un rischio, conveniva al Fulham, conveniva al Napoli, molto bene. Può essere che sia aumentato a 30 milioni, se uno vuole comprare Anghissà oggi lo deve pagare 30 milioni, ci sto, ma qual è il caso Anghissà? Perché giustamente questa cosa parte, gli amici bellini abbonati me l'hanno detto proprio prima che accadesse, proprio troppo forti i miei fedeli della community, e io ho fatto, ecco perché sono un po' in ritardo anche con il video, mi perdonate? Sì, perché ho fatto un po' di ricerca, perché non mi basta leggere le trascrizioni che possiamo mettere anche qua, poi dopo in editing le metto. Volevo sentire la viva voce di Zazzaroni, che a Radio Marte dice queste cose qua. Perché hai dichiarato tra poco scoppierà il caso Anghissà? Credo che sia un problemino che riguarda delle promesse non mantenute, non credo, però non credo. Sbagliarmi, questo mi è arrivata da fonte certa, diciamo che Anghissà mi ha soddisfatto da questo punto di vista, cioè con qualche promessa non mantenuta. Quello che dice il clan di Anghissà, però sai, lo dicono loro, non vorrei che, infatti ho detto anche un caso o anche un piccolo caso, però piccolo caso è il casino, però è il casino, esatto, che è peggio, no, poi sai, sono i giocatori africani di origine comunque africana, così sono abbastanza particolari, sono estremamente permalosi. Io mi auguro che Anghissà invece risolva tutti i suoi problemi se ne ha, e che la cosa che mi hanno raccontato non sia vera, ma dubito che non sia vera. Senti Ivan, dubito che non sia la cosa. Quale cosa? Se le notizie devono uscire dovete essere precisi. Io capisco anche non la fonte, uno la vuole proteggere perché sennò guarda, è vero, non ti dico più niente se fai può essere pure, è capitato anche a me, qualcuno mi viene a dire delle cose, delle indiscrezioni, e mi dice guarda però tienitela per te, oppure non citarmi perché poi va a finire che non mi dicono più niente. Succede, io non sono nessuno e succede pure a me, figuriamo. Però almeno il fatto me lo devi dire. Iscrivetevi al canale Telegram. Iscrivetevi al canale. Il fatto, cioè qual è il caso Anghissà? Quali sono queste promesse non mantenute? E lo fai uscire questa cosa dopo che Anghissà ha firmato, ha rinnovato già col contratto. Allora che cosa sono? Sono delle promesse di quest'anno che non sono mantenute, o delle promesse di prima? Perché se prima era in prestito, quali promesse bisognava fare? E se poi non sono state mantenute quelle di prima, perché Anghissà avrebbe firmato? Che fa? Firma controvoglia? O firma che però non sono contento, sono permaloso? Questa è la rovina del calcio. Questa non è un attacco a Zazzaroni, che deve stare attento. Voi nei commenti mi potete divertire a ricordarvi, perché io, la mia memoria, quando mai le bufale che nel passato sono uscite così. Però il Napoli io mi aspetto che a questo punto smentisca,
che intervenga, volevo fare la rima con smentisca, intervenisca è brutto, devo dire la verità, è brutto, però al di là di tutto fatemi sapere, perché col Mattino buon rapporto, con la Gazzetta no, col Corriere no, col Corriere, l'altro Corriere nemmeno, la Repubblica non sia mai, e quindi qua si parla di Corriere dello Sport che non è amato da quasi nessuna squadra, penso pure i tifosi della Roma ce l'hanno molto con Zazzaro, insomma non è una situazione carina, e facciamoci sentire perché altrimenti c'è un caso Anghissà. Questo è il problema di quando il Napoli poi smentisce delle cose e altre no, vai diretto contro qualcuno. Benissimo, allora vuol dire che uno si aspetta che tu smentisci tutte le altre cose. Mi rendo pure conto, e l'abbiamo detto, è impossibile smentire tutto perché ne esce uno al giorno, però se lo fai una volta, se lo fai due volte, se lo fai tre volte, io mi devo aspettare la quarta e la quinta, e questa è una di quelle cose dove si dice e non si dice, dove un bel tweet del Napoli per me sarebbe proprio duopo. Mi piacerebbe tantissimo questa volta sentire un tweet, altrimenti se non esce il tweet io devo pensare che tiene ragione Zazzaro, che la sua fonte è vera, e quali sono queste promesse. Quindi io qua, noi poche certezze abbiamo la certezza di Di Lorenzo, abbiamo la certezza di Anghissà, e nemmeno in attacco abbiamo la certezza di Kvaratskhelia, non abbiamo certezza nemmeno di Osimhen, perché non si può mai sapere. Gli africani sono permalosi, se gli africani sono permalosi, caro Zazzaroni, lo possono essere anche gli italiani, quindi attenzione anche a certe frasi, lo possono essere i tedeschi, lo possono essere i kosovari, tutti, i colombiani, tutti possono essere permalosi se poi non si viene trattati bene. E noi teniamo un esempio, i giocatori hanno un esempio importante, anche i giocatori che sono quelli più importanti, come vengono poi trattati, come vengono salutati. Queste a margine, queste sono delle attenzioni che il Napoli dovrebbe avere. Il Napoli, vedi come si collega, quanto vale? Allora, io ho fatto un paio di calcoli, ok? Prima di tutto partiamo dal valore della rosa. A questo valore, di cui dobbiamo, insomma, 465 milioni arrotondati, perché ovviamente arrotondati per difetto, per eccesso, insomma, di poche lire, togliamo i giocatori che non ci sono più, quindi togliamo Ospina in questo momento, i 5 milioni di Ospina, togliamo i 7 milioni di Tuanzebe, che non sono mai stati da considerare valore della rosa, togliamo quelli di Malquit, 1 milione, togliamo chi altro ci sta più, Insigne 25 milioni, valeva 25 milioni? No, perché era in scadenza, quindi non valeva 25 milioni, perché poi il mercato lo fa chi compra e chi vende. E poi dobbiamo togliere anche 4 milioni di Mertens al momento, insomma si arriva a 422 milioni, ok? Spesa più, spesa meno. A questi 422 milioni mi permettete di togliere 22 milioni solamente per un nome? Io posso anche considerarlo Elmas come valore 24, posso considerarlo Zielinski valore 40, non lo so, ma voglio essere buono, non posso considerare Petagna valore 25 come dice il Napoli, ma Transfermarkt lo porta a 12 milioni, ci può stare anche Osimhen a 65, anche se il Napoli vuole fare il valore di 40, quindi possono essere sballati, ma c'è un numero in particolare che è questo qua. Non lo so se si vede, lo sto identificando, si gira, è quello di Fabian 55 milioni, non te li dà nemmeno la famiglia per riaverlo, non te li dà nessuno proprio perché scade l'anno prossimo. Allora Fabian in questo momento ne può valere 15, ne può valere 20 se qualcuno se lo volesse prendere subito, è un giocatore che in prospettiva vale, ma non vale adesso se te lo vuoi prendere dal Napoli, perché se aspetti un anno ed è ancora giovane e ha ancora margini di miglioramento, Fabian te lo vai a prendere a zero proprio perché non vuole rinnovare. Allora facciamo un forfait generale, che il Napoli ne vale 400 come valore della rosa, ok? Perché poi quando si fanno le griglie, le grigliate, il Napoli valeva 500, la Juventus vale 700, la Roma ne valeva di meno, siamo andati, insomma non si può fare, questo discorsetto non vale. A questo, visto che non abbiamo strutture, visto che non abbiamo stadio di proprietà, centro sportivo, eccetera, eccetera, noi ci possiamo aggiungere come valore solamente il valore del marchio. E il valore del marchio, se è vero come è vero, che ci sono degli studi che poi io vi faccio vedere qua, togliamo questi giocatori perché adesso così, e rientrando in questa situazione io faccio comparire delle immagini, i valori portano il Napoli a 100, il marchio Napoli, il brand Napoli a 182 milioni. Quindi volendo fare una cosa complessiva,
proprio a fantasia e voi sotto mi dite ma tu stai chi ne sbagli perché non si valuta così, io sono pronto a sentire quelli più esperti di me. Per me il Napoli potrebbe valere a grasso, poi parliamo di Grassani, 600 milioni. Perché ci puoi aggiungere squadra meno, squadra più, il brand è in salita, è in crescita, e quindi 180, arrotondiamo a 200, 400 più o meno il valore della rosa, 600 milioni se ti vuoi comprare il Napoli. Se vuoi convincere De Laurentiis, che però come glielo togli il giocattolo a De Laurentiis? Perché il punto poi è questo, il valore è una cosa, poi c'è il valore affettivo e poi c'è il valore di chi è entrato in un business dove il cinema non gli dà più entrate considerevoli, il Bari non ti dà esposizione mediatica, non ti chiamano a parlare, a sfogarti se c'hai il Bari, conti di meno. Con il Napoli invece sì, quando parli tutti quanti che reagiscono perché il napoletano sta sempre attento. Quanto vale per De Laurentiis il giocattolo, lo sfizio di poter dire siete tutti delle così, facciamo i rinnovi, io sono il visionario, le idee mie così, perché se le idee te le fai venire dal Bari non lo so quanto ti ascolta. Di conseguenza, quanto il Bari può aiutare le aziende di famiglia se non cresce subito e quanto De Laurentiis vuole effettivamente far crescere il Bari, perché a questi discorsi dobbiamo aggiungere quelli di Grassani, che ha commentato l'ennesimo ricorso del Napoli rifiutato, respinto, per questa questione della multiproprietà. Il Napoli punta a voler, c'è un principio, dice no, me la dovete lasciare il Bari, la multiproprietà, perché tot e si arriva al CONI. Il parallelo che dobbiamo fare, arrivammo al CONI per la questione della famosa partita con la Juventus, rinviata, non rinviata, persa a tavolino eccetera eccetera, e vincemmo il ricorso con il CONI, giustissimo, fatemelo ricordare, giustissimo, lì aveva ragione De Laurentiis, è stato andare fino in fondo. Qua io non sono sicurissimo che abbia ragione, perché se il principio posto da Grassani è questo, e ve lo dico subito, cioè per arrivare al CONI dovevamo fare questo eccetera eccetera, il principio sacrosanto è questo: il divieto di avere due club ci deve essere soltanto quando le squadre militano nella stessa serie. Queste sono le parole praticamente, cioè lui dice non c'è problema se il Napoli sta in A e se il Bari sta in B, infatti non crea danno che il Napoli sia, che il Bari sia, cioè, ha continuato grazie. Se c'è qualcuno interessato al Napoli e al Bari lo escludo, lo avrei saputo, non c'è notizia che mi possa portare a un certo tipo di informazioni. Questo è quanto. Io non sono assolutamente d'accordo così, perché anche per il rispetto dei tifosi del Bari, avete visto quanto era delicata la situazione della Salernitana con la Lazio e quanti rumor e quanta roba antipatica, perché poi Lotito si deve occupare della Salernitana, vuole effettivamente che la Salernitana salga, e quando la Salernitana è salita in un modo o nell'altro Lotito gli è andato bene, che poi ha preso meno di quanto avrebbe potuto prendere il vero valore della Salernitana, perché era preso per la gol dal fatto che doveva reagire su. Insomma, sono tutte situazioni molto delicate che non aiutano la gestione, che non fa parte, che non ha deleghe, di due società di calcio, quando tu sei in prima persona il primo artefice che devi vedere tutto e devi organizzare tutto, e non ci sono persone esterne alla famiglia. Questo secondo me è il problema principale per i tifosi del Bari. Secondo voi, come noi pensiamo della Laurentiis, qualcuno dice quello non vuole vincere perché vuole galleggiare, gli preferisce galleggiare perché dopo vincere aumentano, devi pagare i premi, aumentano tutti gli ingaggi, i giocatori ti fanno delle richieste, poi il tifoso diventa esigente eccetera eccetera, tutte queste cose. Vuole De Laurentiis portare il Bari in Serie A e avere poi questa problematica? Perché se il principio che loro battono è questo, dice Serie A, Serie B non c'è problema, mi sembra di confermare l'idea di galleggiamento, dice vai in Serie B, cresce così piano piano, e poi se dovesse arrivare l'offerta di qualcuno che vuole spendere un 600 milioni per il Napoli e prendersi, perché ci sono movimenti finanziari verso l'Italia soprattutto da parte degli americani, allora io mentre sto galleggiando tengo la così e poi mi porto il Bari e spero di fare il Bari quello così. Però il Bari non è Napoli, Bari non è Napoli, e non lo so se De Laurentiis ha intenzione di rinunciare a quello che il Napoli porta non solo economicamente ma anche a livello di immagine, a livello mediatico. È difficile rinunciare quando sei diventato un protagonista, quando tutti ascoltano, prendono dalle tue labbra, e anche quando fai una dichiarazione che è quantomeno stucchevole, no? Quella alla finale,
dove lui dice faremo di tutto per vincere lo scudetto, e tutti quanti bravo, bravo, e i giornalisti e noi tifosi, bravo presidente, bravo, però deve essere sostenuta da un atteggiamento societario che non subisce il mercato ma che lo fa. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Questo video è un po' particolare, ma se lo avete ascoltato bene secondo me dovreste apprezzarlo, perché si va nello specifico e ci sono, io non do certezze, non do risposte, ma metto dei dubbi, chiedo delle cose, mi faccio delle domande. Se poi a queste domande arrivano delle risposte, meglio, vuol dire che ne sappiamo qualcosina in più. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.